Questa sperimentazione di oggi si inserisce in un quadro più complessivo di elettrificazione del servizio. L'obiettivo di AMT è di puntare all'elettrificazione del servizio in tutte quelle tratte urbane o similurbane dove l'elettrico risulta conveniente. Con questa sperimentazione della tratta Santa Margherita a Portofino abbiamo l'obiettivo di raccogliere dati ed elementi per poter fare un progetto completo, quindi un progetto che analizzi le problematiche, i costi, le complessità e le caratteristiche di avere una linea pienamente elettrica da Santa Margherita a Portofino e magari anche da Rapallo. Raccoglieremo dati per 2 mesi, nel frattempo la sperimentazione sarà in realtà in pieno servizio, quindi offriremo il servizio ma nello stesso tempo raccoglieremo dati e entro poi 2 o 3 mesi avremo tutti gli elementi per costruire un progetto e partire quindi alla caccia dei finanziamenti per poter elettrificare definitivamente questa linea. Sì, è un pensiero che si ci sta lavorando da più anni con Città Metropolitana, Regione Liguria. Diciamo che il servizio di trasporto è già migliorato negli ultimi anni, poi su Portofino abbiamo le corriere ogni 15-20 minuti in stagione e questo è una cosa positiva. E avere l'elettrico qua sul nostro paese, cioè nel parco di Portofino, nell'area marina, diciamo che è il completamento di un percorso che deve essere completato nei prossimi mesi, diciamo, ma è il futuro, è il rispetto dell'ambiente, è tutto quello che credo che un paese della bellezza unica come Portofino e la Liguria deve avere. Avere questi primi autobus elettrici qua in piazzetta credo che sia veramente una cosa molto positiva che rappresenta quanto di buono si sta cercando di fare in Liguria con la collaborazione di tutti gli enti, che li ringrazio veramente perché questo qua è un biglietto da visita che andrà in tutto il mondo. Questo è il progetto, è in via sperimentale perché questi ci sono stati prestati, diciamo, da AMT, l'azienda unica, ma sono su Genova questi 2 mezzi. Abbiamo elettrificato già Rapallo insieme al sindaco di Rapallo, stiamo facendo squadra con Città Metropolitana e tutti i sindaci, questo è un progetto che dovrà essere finanziato. Ci hanno già dato delle buone opzioni sul finanziamento, però adesso faremo il progetto perché qua andranno 10 mezzi totalmente elettrici, andremo a vedere poi sul mercato quali mezzi rispondono meglio al territorio, ossia dobbiamo far combinare il mezzo che non inquina green con la capienza e la durata della percorribilità, in modo da avere la possibilità in questa parte, diciamo, che è un fiore all'occhiello Rapallo Santa Portofino, di avere, diciamo, la possibilità di unire il green a quello che è il turismo che qua è, diciamo, è molto presente. Oggi veramente è una giornata particolare, questa sinergia tra i 3 comuni Rapallo, Santa Margherita e Portofino non potrà che essere di buon auspicio per questo progetto che andiamo a realizzare e che per la riviera di Levante occidentale sarà veramente un progresso incredibile perché sull'elettrico ormai si punta veramente tanto. Grazie. Siamo molto contenti di questa giornata che continua con la nostra politica Green di Santa Margherita, bike sharing e tutto questo. E devo dire che è stato un viaggio piacevolissimo, assolutamente silenzioso e poi sembra, almeno mia impressione è che dia meno strattoni, quindi anche per la sicurezza sia più efficace. Speriamo che continuino a aumentare questi autobus e tutta la politica anche del Piguglio sia continua così.